Diritto d'autore. È possibile utilizzare un'opera d'arte come logo di un'attività commerciale? Capita di frequente che imprenditori, freelance o web agency si rivolgano presso il nostro studio per avere un parere circa la possibilità di utilizzare spunti tratti da opere d'arte come logo di un'attività commerciale. Infatti, l'opera d'arte, essendo immediatamente riconoscibile da parte del pubblico, potrebbe rappresentare la scelta vincente per sponsorizzare la propria attività imprenditoriale. Solitamente non si intende riprodurre integralmente l'opera, bensì modificarla graficamente allo scopo di sfruttare economicamente il prodotto di tale operazione. Ebbene, chiunque intenda fare ricorso a questo stratagemma dovrà prima fare i conti con la legge sul diritto d'autore e le relative limitazioni. L'autore, infatti, potrà rivendicare nei confronti dell'opera due categorie di diritti. Innanzitutto, l'autore è il titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, oltre che del diritto di sua riproduzione. I diritti di natura patrimoniale possono sempre essere ceduti dall'autore a terzi nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Tali diritti di natura patrimoniale durano per tutta la vita dell'autore e si estinguono solo al 70° anno solare dalla sua morte. Sono invece inalienabili e perpetui i diritti cosiddetti morali connessi all'opera. Essi possono essere fatti valere anche dai prossimi congiunti dell'autore defunto. Si concretizzano in particolare nella possibilità di rivendicare la paternità dell'opera, oltre che della possibilità di opporsi ad ogni sua deformazione, mutilazione o modificazione, oltre che a ogni atto a danno dell'opera stessa tendenzialmente pregiudizievole rispetto all'onore e alla reputazione dell'autore. La violazione dei diritti di natura patrimoniale, nonché dei diritti morali, legittima l'autore ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, nonché la rimozione o la distruzione dello stato di fatto in violazione rispetto alla legge del diritto d'autore. Solitamente le opere di post-produzione rappresentano proprio una modificazione dell'opera d'arte a cui l'autore potrebbe legittimamente opporsi. Proprio per questo, per essere legittime, necessiterebbero sempre del consenso dell'autore, consenso che potrà essere prestato eventualmente anche dietro corresponsione di un compenso. Ebbene, anche l'opera di post-produzione potrà poi essere tutelata dal diritto d'autore sempre se legittima e se presenta dei tratti di originalità, in quanto considerata quale rielaborazione creativa di un'opera d'arte. Per maggiori informazioni visitate il sito web dello studio e seguiteci su Facebook.